che assolutamente modificavano. Le promesse del sindaco di Agrigento Marco Zambuto per la definitiva risoluzione della depurazione in città e soprattutto nella frazione balneare hanno suscitato diverse reazioni positive e non. La realizzazione di una condotta per lo sversamento dei liquami nel depuratore di Sant'Anna ha convinto i vertici agrigentini di Lega Ambiente. All'associazione ambientalista piace il progetto di Zambuto perché, si legge in una nota, appare impostato sul rispetto dei vincoli e della normativa di riferimento. Per il presidente ed il vicepresidente Claudia Casa e Daniele Gucciardo, sul famigerato depuratore del villaggio Peruzzo e sul completamento del sistema depurativo e fognario della fascia costiera di Agrigento ha prevalso il buonsenso. Lega Ambiente si augura adesso che si provveda con la massima celerità ad ottenere il finanziamento e a rendere esecutivo e cantierabile il progetto in modo da ridare qualità al mare agrigentino per rilanciare la sfittica economia turistica. Il direttivo del circolo Berlinguer del Partito Democratico di Agrigento invece critica le esternazioni del sindaco Zambuto ed il progetto che prevede di convogliare le acque fognarie di tutta la fascia costiera verso i depuratori di Contrada Sant'Anna e del villaggio Mosè, quest'ultimo da costruire ex novo in Contrada Timpa dei Palombi. Per il PD di Agrigento la soluzione definitiva della depurazione in città potrebbe essere una presa in giro e sarebbe una tattica elettorale. Ed allora i responsabili del circolo Berlinguer pongono una serie di quesiti al sindaco Zambuto. In particolare il PD chiede di sapere chi pagherà i danni per le opere già realizzate e costate svariati miliardi, eseguite in conformità ad un nulla osta della soprintendenza già rilasciato e oggi a quanto pare revocato. Ed ancora se la soprintendenza è disposta a consentire l'attraversamento della valle con una tubazione fognaria di dimensioni notevoli e delle opere annesse necessarie per garantirne la funzionalità anche in presenza delle temute onde di piena. Il PD inoltre chiede a Zambuto se il depuratore di Sant'Anna è in grado di recepire la nuova portata di acque nere in assenza di uno studio sull'eventuale sovraccarico già con le portate attuali. Dunque tanti interrogativi, dubbi e perplessità che potrebbero essere definitivamente risolti soltanto con i fatti, con la costruzione della condotta del nuovo depuratore del villaggio Mosè e soprattutto con un mare di San Leone balneabile la prossima estate.